più ardita ambizione. L'avvio è favorevole. Ognuno sembra rimuginare dentro di sé piani tattici da seguire non appena l'occasione si presenti. Si fila a oriente verso il Garda. Superato l'Onato ci appare l'imponente ricostruzione del ponte di Desenzano e tutti in gruppo si costeggia la riviera gardesana. Il meraviglioso nastro asfaltato conduce la carovana verso Peschiera. Gloriose sono le tradizioni storiche della cittadina, ma l'ombra di epiche imprese non solletica l'agonismo di questa allegra e variopinta crociata. In fondovalle, Riva. Una sfrecciata e poi subito si attacca alla montagna. Il vecchio Primo Volpi, come sente impennarsi la strada, parte al galoppo, ma il pian delle Fugazze è lontano. Coblet e Fornara lo raggiungono ben presto. Anche il tramvaino del Giro, per nulla spaesato da queste bande, si tira in disparte per non intralciare l'azione poderosa dei fuggiaschi. Volpi ha forato, Coblet e Fornara di pieno accordo proseguono soli. Gli inseguitori hanno rotto a loro volta gli indugi. Bartali fa l'andatura incalzato da Coppi e Robic. Pian delle Fugazze, metri 1159. Coblet, accaparratore di abbuoni, stacca inesorabile Fornara. Una questione di supremazia spinge i due grandi a vedersela involata. La spunta Coppi. Recoaro è alle viste. Di nuovo in tandem Coblet e Fornara. Il piemontese si aggiudica il gran premio degli stabilimenti demaniali delle famose terme. Folla prodiga di applausi. Sono gli operai di Valdagno, città della lana. Periferia di Vicenza. Coblet, già sicuro possessore della maglia rosa, ha un incedere da quella autentica locomotiva che egli è. E Fornara si alterna al comando, non sfigurando al confronto con il campione svizzero. La volata senza storia allo stadio vicentino. Un altro minuto per Coblet. Martini ha perduto la maglia rosa, lasciandola alla rivelazione del Giro. La critica è concorde nel riconoscere il grande valore del campioncino svizzero, ma è generale convinzione che la tappa delle Alpi debba presto fare giustizia ad ogni sgarberia al pronostico.